Esattamente 80 anni fa, era il 17 di luglio del 1944, all'incirca alle ore 18:30, questo luogo fu protagonista del più importante episodio di resistenza a Verona. L'assalto agli Scalzi valse al comune di Verona, come a due giovanissimi che vi persero la vita, la medaglia d'oro al valore militare. Oggi Storia di Verona commemora questo evento. Il carcere degli Scalzi nacque inizialmente come convento nel Seicento, adiacente alla chiesa di Santa Teresa gestita dall'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Poi, soppresso in epoca napoleonica, venne trasformato a luogo di prigionia dal 1883 al 1945. Il 1944 si è aperto con due eventi molto importanti: lo spostamento di Giovanni Roveda, sindacalista antifascista presso gli Scalzi, e il processo di Verona, che vide al suo termine la fucilazione di Galeazzo Ciano, già internato in questo luogo. Il 17 luglio, 6 giovani del gruppo Azione Patriottica Veronese tentarono con successo la liberazione di Roveda. In pratica si accostarono con la macchina all'entrata e con uno stratagemma riuscirono a fare irruzione e a disarmare le guardie. Già pochi istanti dopo aver recuperato Roveda, gli spari puntavano contro i fuggitivi. Erano momenti caotici e disperati, in cui persino la macchina stentava a partire. Il gruppo riuscì a fuggire per il rotto della cuffia, ma non senza gravi perdite. Danilo Pretto morì infatti quasi subito a seguito delle ferite riportate. Lorenzo Fava fu invece catturato e torturato per più settimane ed in seguito fucilato. Per quasi un anno non si conobbe la sua sorte, ma nonostante la sua sofferenza riuscì a non tradire i compagni. Nel luogo dove sorgeva il carcere in seguito bombardato, fu eretto il 25 aprile del 1988 un obelisco che commemora tale episodio, opera di Vittore Bocchetta, a sua volta internato tra il 43 e il 44.